Quali sono gli effetti della musica classica sul cuore del feto se questa viene ascoltata in gravidanza? Io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e ne approfitto per parlare di questo argomento in quanto è stato recentemente pubblicato uno studio da parte di un gruppo di ricerca messicano che evidenzia gli effetti positivi della musica classica sul cuore del futuro nascituro. Andiamoli a vedere. In questo studio sono state fatte ascoltare due composizioni alle donne in gravidanza. Una era il cigno, cioè questa, e l'altra era Arpa de Oro, cioè questa. Entrambe le composizioni causavano delle modificazioni positive nel ritmo cardiaco fetale, ma la seconda composizione, Arpa de Oro, probabilmente a causa della maggior presenza di arpeggio della chitarra, causava delle modificazioni positive più accentuate. In particolare si è notato che la musica classica favoriva la variabilità della frequenza cardiaca, il che è stato ritenuto essere un buon indice di maturazione del sistema nervoso autonomo, che sarebbe quella parte del sistema nervoso che agisce anche sul cuore, regolando la frequenza cardiaca e possibilmente evitando delle tachicardie. Ovviamente questi risultati necessitano di ulteriori validazioni future, in quanto le donne studiate sono state soltanto 36 e le composizioni soltanto 2, ma i risultati sono incoraggianti. Abbiamo però dei dati già più strutturati provenienti da altri studi riguardo i benefici della musica classica in gravidanza. In particolare si sa che il feto già tra la 20ª e la 25ª settimana è in grado di percepire dei suoni dall'esterno. La musica armonica, quella della musica classica, favorisce lo sviluppo uditivo e neurologico. Inoltre favorisce il rilassamento materno, riduce lo stress e questo si trasmette anche sul rilassamento da parte del feto. Inoltre, secondo alcune ricerche, sembra che ascoltare la musica classica possa favorire lo sviluppo di più connessioni neuronali, ma attenzione alle fake news. Infatti, il famoso effetto Mozart, la teoria secondo la quale ascoltare musica classica in gravidanza possa aiutare a rendere più intelligenti i propri figli o aumentare il quoziente intellettivo, purtroppo al momento non ha nessuna dimostrazione scientifica, come anche l'aumento delle funzioni cognitive, un linguaggio più precoce o particolari doti di calcolo oppure doti musicali purtroppo non hanno nessuna dimostrazione al momento. In ogni caso abbiamo visto che la musica classica ha tanti effetti benefici dimostrati, ma la domanda è: quale musica classica ascoltare? La musica più consigliata è quella di Mozart, anche quella di Bach o, per restare in casa nostra, quella di Vivaldi. I brani invece che andrebbero evitati sono quelli che hanno una forte drammaticità o dei forti crescendo, quali possono essere alcuni brani di Beethoven o di Stravinsky. I consigli sono di ascoltarla 15-30 minuti al giorno, ovviamente a un volume moderato, e nei momenti di relax o prima di andare a letto o quando si sta leggendo un libro. Se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo e a seguirmi sui miei canali social Facebook, Instagram e YouTube Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, dove potrete trovare tanti altri video informativi come questo. Grazie e buona salute a tutti!